Isili, un saluto da Antonio Massaro in diretta da San Vito per il match tra San Vito Lo Capo e Parmonval, andata dagli ottavi di finale di Coppa Promozione Siciliana. È iniziata adesso Parmonval contro San Vito Lo Capo. Lì prova questa verticalizzazione Aprile, occhio a Rama che si inserisce, calcio a Rama, la prima conclusione della partita è della Parmonval con Rama. Occhio al San Vito che adesso deve far uscire questa palla, Rosone si abbassa, colpisce di testa, può far ripartire in grande stile Bonaventura, centravanti titolare del San Vito. Occhio a questa opportunità, Abdul davanti al portiere, non sbaglia, avanza nel risultato il San Vito Lo Capo, non sbaglia Abdul che sigla il suo terzo gol stagionale con la maglia del San Vito Lo Capo. Buon inserimento da parte del classe 1996, ma buono tutta la ripartenza del San Vito. L'intervento da parte dell'8 del San Vito, continua a insistere la squadra giallo-blu. Abdul prova a dialogare con Miraglia, il cross in mezzo e clamoroso autogol da parte di Umberto Marino e quindi raddoppia il parziale del San Vito. Inizio horror della Parmonval all'11° minuto di una doppia sfida. Sarebbe un suicidio. Occhio però a quest'altra ripartenza. Rosone, c'è spazio per calciare, ha le qualità per far male. Rosone va l'1 contro 1. Rosone a cercare il piazzato, se l'è divorato il San Vito qui. Il tris. Bene Rosone dietro per Bulades che poi cerca Bonaventura che è partito coi tempi giusti. Erroraccio da parte di Marino. E allora il tiro di Bonaventura. La palla è uscita. Tanto correggiamo, non è stato Marino a fare l'errore ma bensì Procida, ma è stato un tocco quasi letale per i suoi, quello di Procida. Bonaventura fa quello che vuole, poi torna indietro e il lancio illuminante per Rosone che attacca allo spazio, l'aggancio non è perfetto, ancora Rosone, può centrarsi, va invece sul fondo, torna indietro da Cardella, traversa clamorosa e poi Bonaventura ancora, non si libera del pallone la Parmonval, lo fa solo adesso, ma vicinissimo al tris ancora una volta il San Vito Lo Capo. Il classe 2003, intanto va al cross in mezzo, occhio perché ci sono Abdul e Bonaventura, con più convinzione il 9, che calcio e poi da due passi Rosone, si salva la Parmonval con un salvataggio importantissimo da parte di Tarantino per Rama, che apre da Caronia, pronto a muoversi Samanè, servito invece l'Abate, ancora l'Abate, allarga per Samanè, c'è in mezzo più di un compagno, servito però Rama, colpetto, Rama da grande giocatore, fa fuori un avversario e riapre la pratica, c'è da mettersi le mani in testa per il San Vito, per quanto sprecato, ma Rama, da reale protagonista di questa partita, ha riaperto i giochi e l'ha fatto da top giocatore, facendo fuori un avversario e con un solo tocco ha appoggiato il pallone in porta, bravissimo l'ex Aspra qui, ma per il direttore di gara non c'è più tempo, ha perso un po' di tempo qui il San Vito a battere questa rimessa, ma intanto è iniziata la ripresa. Italia contro il Casteldaccia, poi la cessione alla Parmonval ed è capocannoniere di questa squadra con 5 reti. Intanto si affaccia in avanti Cardella, zona tiro per lui, Cardella, servito Bonaventura, calcia sul primo palo, risponde Tarantino e poi blocca, continua a sprecare occasioni il San Vito. Ramaglio. Poi prova ad andare in verticale Bulades per Rosone che aveva fatto il 3-0 ma è stata alzata la bandierina per pareggiare la contesa. Pronto al solito Guastella, va col destro, la porta la becca ma con i pugni la mette in angolo Iacono, si salva il San Vito. Battuta ma sembra andare Bulades che fa una finta, alla fine il pallone è lasciato a Ramaglio e arriva il gol di Rosone che triplica il parziale 3-1 per il San Vito Lo Capo. Sesto gol con la maglia del San Vito di Rosone. Calare soprattutto l'attenzione. Ecco l'intercetto da parte di Di Giorgio e su questo contrasto finisce qui il match. San Vito Lo Capo batte Parmonval 3-1 e si aggiudica l'andata di questi ottavi di Coppa di Promozione Siciliana.